La risposta alla domanda qual è il mio edificio palladiano preferito, naturalmente mi mette in difficoltà. Naturalmente è la Rotonda, un edificio senza precedenti. Per millenni le case erano state costruite con una facciata, fianchi e un retro. La Rotonda ha 4 facciate, come una testa con 4 nasi, 4 bocche, un sacco di occhi. Ed è qualcosa, secondo me, che mi è sempre data l'impressione di essere scesa dal cielo così come un solido astratto e atterrato in quella collina. Però non posso dimenticare un edificio di Palladio molto più piccolo e in realtà poco più di un frammento, ma è proprio per quello che mi piace, la Villa Porto a Molina di Malo. In una corte medievale della famiglia Colleoni Porto si trovano 10 enormi colonne di mattoni. È l'inizio di una colossale villa che resta allo stato così embrionale, solamente queste colonne, con delle bellissime basi in pietra dove è inciso il nome del committente, Iseppo Porto, e una data, 1572. Bene, quelle colonne sono delle vere e proprie rovine contemporanee. Cioè Palladio passa la sua vita a studiare i frammenti delle grandi architetture antiche e mi colpisce molto il destino di questa villa che rimane nello stato di frammento, una sorta di rovina, di neorovina palladiana nelle campagne del Veneto.